Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, casistica infamissima. Ho fatto l'aggiornamento di WordPress e il mio sito non funziona più, è saltato in aria tutto quanto. Quante volte ho sentito questa frase o l'ho vista scritta nei gruppi del settore? È abbastanza ovvio che è una casistica che può succedere. Allora facciamo così: vi iscrivete al canale, mi mettete il like, attivate la campanellina, mi lasciate un commento se avete bisogno, tutto questo dopo la sigla e poi vi spiego come possiamo risolvere questo problema fastidiosissimo. Avete fatto? Grazie millissime. Allora, la casistica è abbastanza semplice. Gli aggiornamenti di WordPress possono essere deleteri per l'utilizzo di temi premium, di plugin premium o plugin vari ed eventuali, insomma, cioè a seconda del tema che state gestendo, della situazione che avete, un aggiornamento di WordPress, non tanto magari l'aggiornamento minore, ma l'aggiornamento magari il secondo numeretto per capirci, potrebbe diventare un problema, un incubo da risolvere. La soluzione che possiamo mettere sul piatto si divide in due opzioni possibili. Innanzitutto va detto che se utilizzate dei temi custom fatti ad hoc che seguono le best practice o di WordPress, oppure se usate dei temi free presenti nella repo, il problema non sussiste perché sono fatti apposta per supportare questi aggiornamenti. Quindi è abbastanza raro che sussistano dei problemi. Come possiamo vedere qui, siamo alla versione 5.5.1 di WordPress, l'ultima release. Abbiamo due modi, dicevo, per risolvere questa problematica. La prima possibilità è quella di fare un downgrade manuale, però per poterlo fare questo, magari lo vediamo in un altro video, bisogna essere un minimo skillati. Pertanto vediamo una soluzione che sia alla portata di tutti nel modo più semplice, e ovviamente, come sempre in questi casi, la soluzione più semplice è farlo attraverso un plugin. Allora andiamo nella sezione dei plugin e facciamo aggiungi nuovo. Vado a cercare tra i miei preferiti perché non mi ricordo assolutamente il nome del plugin per fare il downgrade. Dovrebbe essere VP qualcosa. Vediamo. Cerchiamo. No. Eccolo qua. VP downgrade. Installiamo. Qui sotto potete vedere anche VP Rollback, che serve per tornare indietro nelle versioni dei plugin nel caso vi fosse necessario riportare un plugin alla versione precedente perché vi dà delle problematiche. Il principio tutto sommato è abbastanza semplice, ma magari lo vediamo in un altro video. Allora andiamo ad attivare VP Downgrade, che ci permette di scegliere tra le versioni di WordPress disponibili. Quindi se andiamo a vedere i settings qui, possiamo andare a vedere da questo link le versioni di WordPress rilasciate quando e disponibili ovviamente ad essere scaricate. L'ultima versione, vedete, la 5.5.1 del 1 settembre 2020. Possiamo andare indietro fino a tutte le versioni di WordPress. Ovviamente ve le sconsiglio caldamente, non mi sembra il caso di tornare alla versione 3 o alla 4.0, cerchiamo di rimanere ovviamente nel limite del decente. Allora torniamo su, andiamo di qui, andiamo a vedere. Allora, come funziona questo plugin? È abbastanza semplice. Andiamo a scegliere una versione. Supponiamo che l'aggiornamento alla 5.5.1 vi abbia creato dei problemi, quindi andiamo a vedere la 5.5. Anzi, torniamo proprio indietro di cattiveria, andiamo alla 5.4.2, ok, l'ultima release della 5.4, rilasciata il 10 giugno 2020. Allora mi basta prendere il numeretto, che potete anche scrivere ovviamente, e andare a indicarlo qui. Ci dirà che la versione corrente ovviamente è la 5.5.1. Salviamo e a questo punto lui ti dice ok, vai a fare il downgrade del core. Andiamo qui o qui, è la stessa cosa. E a questo punto, vedete, se devi reinstallare 5.4.2 puoi farlo qui. Reinstalliamo, lasciamo che lui lavori, farà tutta la procedura che avete fatto per aggiornare, la rifarà al contrario. Il tempo ovviamente di andare a svolgere tutte queste funzionalità. Vedete, adesso sta scaricando il download dell'aggiornamento. Ed eccoci finalmente alla nostra versione precedente, la 5.4.2. Siamo tornati indietro di ben 2 versioni. Andiamo a vedere naturalmente se è tutto a posto. A questo punto, se il vostro sito aveva avuto problemi di funzionamento a causa dell'aggiornamento, dovrebbe tornare grosso modo tutto come era prima, senza grossi problemi, appunto permettendo che non abbiate aggiornato altre cose come il tema, il plugin e compagnia bella, che magari vedremo in un altro video. Attenzione che potrebbe esserci una casistica per cui, nonostante tutto, il vostro bel sitino non funzioni lo stesso. A questo punto ovviamente la soluzione migliore è ripristinare il backup che avete fatto prima di fare questo downgrade. No,
il backup dovreste averlo fatto prima di fare l'altro aggiornamento. Se non avete fatto i backup, obiettivamente ragazzi fate un mea culpa, perché no, non si può fare, ok? Ogni volta che dovete fare un aggiornamento che non sia un aggiornamento minore di quello di sicurezza, ricordatevi sempre, vi prego, di fare un bel backup, o comunque se avete il provider con i backup già integrati andate a scaricarvelo e a quel punto fate un bel ripristino, ok? Mi raccomando, perché sennò arrivati a questo punto non c'è molto che si possa fare se no farvi spendere una pappina di soldi perché uno sviluppatore professionista vi aiuti a rimettere insieme i cocci, ed è una cosa che potete evitare semplicemente utilizzando un po' di furbizia. Allora, torniamo a noi. Se per qualche motivo volessi tornare di nuovo all'ultimo aggiornamento, ovviamente a breve vi verrà indicato dalla sezione degli aggiornamenti, la prossima volta che entrate, presto o tardi, qui vi verrà richiesto di fare l'aggiornamento. Ovviamente nel frattempo si presuppone che voi abbiate già scoperto qual era il problema e si presuppone che ovviamente non facciate l'aggiornamento se questo continua a darvi problemi e non avete trovato una soluzione. Bene ragazzi, WP WordPress Downgrade è un plugin gratuito che in maniera velocissima vi permette di andare ad eseguire questa operazione. Si può fare, come dicevo all'inizio, anche manualmente, lo vedremo magari in un prossimo video. Vi ricordo di seguirmi, ogni martedì alle 13:30 uscirà un nuovo video. In questo periodo probabilmente torniamo alla situazione in cui esce un video alla settimana, o meglio, un video quando riesco a farli, ma facciamo del nostro meglio, ok? Anche per oggi è tutto ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, see you next time!